Ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Buongiorno cari amici di Radio Libertà, Open Your Eyes con Sic et Non, un saluto a tutti da Marco Tognini sulle frequenze di Radio Libertà. Vi ricordo che potete intervenire in diretta per commentare, per proporre argomenti, per contestare allo 02 9294 7222 oppure su WhatsApp 340 670 9659. Oggi come sempre parleremo di tantissimi argomenti, cercheremo però di dare il focus all'Europa, a quell'Europa madre o matrigna, come diremmo, come potremmo dire in tante situazioni. Ebbene, ovviamente la novità della settimana è l'ennesimo taglio sulle emissioni che la Commissione europea vuole autoimporre al nostro continente entro il 2040. Ecco, quindi abbiamo verificato un po' sulla stampa principale, ma anche su quella non mainstream, quali sono un po' le conseguenze. Vediamo per esempio dal Corriere: la Commissione europea presenta oggi una proposta per rendere vincolante il taglio del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, del 90% rispetto al 1990. Ecco, il 1990 è sempre la pietra di paragone, facendo riferimento poi alla legge sul clima. Annunciato a febbraio 2024, il target è stato posticipato per evitare tensioni prima delle elezioni polacche, e poi dicono che l'Europa non fa politica, dove il partito anti-UE Diritto e Giustizia ha vinto di misura. Diritto e Giustizia è un membro del gruppo dei conservatori, del quale fa parte anche il partito di Giorgia Meloni. Il commissario al clima Wopke Hoekstra, olandese, del PPE, ha mediato tra le resistenze dei paesi di centrodestra come Polonia, Ungheria e Francia e il sostegno di Spagna, Danimarca e paesi nordici al Green Deal. La proposta introduce una flessibilità controversa. Dal 2036 gli Stati membri potranno coprire fino al 3% dell'obiettivo acquistando crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni fuori dall'UE, anziché tagliare direttamente le proprie. Questa soluzione, gradita alla Germania per il compromesso CDU-SPD nel governo Merz, punta a bilanciare costi e solidarietà tra gli Stati considerando le specificità nazionali. La proposta cerca di mediare tra l'urgenza climatica e le resistenze politiche, ma rischia di compromettere l'ambizione verde di Bruxelles, permettendo ai paesi di esternalizzare parte degli sforzi di decarbonizzazione. Quindi il Corriere la mette su questo piano con un sistema veramente, veramente particolare, perché già il sistema dei crediti del carbonio, il cosiddetto ETS, è in vigore in Europa, è molto costoso, ponderoso per le aziende, e qualcuno vorrebbe portarlo non solo sulle aziende, ma per esempio anche sulle case, sulle automobili, con ulteriori aggravi di quelli che sono i costi che già, diciamo, da qualche anno sono in crescita. Questo fatto di poter acquistare eventualmente i crediti anche fuori la trovo una soluzione ipocrita molto alla tedesca, che quindi non butta via il piano del Green Deal, sperando quindi di in qualche modo di andare avanti con questa folle teoria un po' del fotovoltaico ovunque, evitando invece quelle che potrebbero essere delle fonti pulite, effettive, dall'idroelettrico al nucleare, insomma, che andrebbero studiate, verificate, portate avanti. C'è tutta la filiera dell'idrogeno. C'è il problema che alcune produzioni di casa nostra effettivamente, se le portiamo dal gas a un certo tipo di energia pulita, però diventano insostenibili, a cominciare per esempio dalla filiera dell'acciaio. E quindi insomma sembra la classica toppa alla tedesca, di cui ovviamente il Corriere non parla. Ne parla ovviamente il gruppo dei patrioti, un accorato appello di
Silvia Sardone, che è capogruppo della Lega in Commissione Ambiente al Parlamento Europeo e membro del gruppo dei Patrioti. Sardone dice: target meno 90 di emissioni al 2040, totalmente irrealistico ed insensato. La Commissione costruisce un futuro di decrescita che piace soltanto a qualche talebano della sinistra. Spiega Sardone, la proposta della Commissione di fissare un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 90 non fa che confermare l'approccio totalmente scollegato dalla realtà di questa Commissione. Scollegato dalla realtà, ma anche vicino per esempio a certi interessi di tanti importatori o di chi insomma cerca di eliminare la concorrenza di paesi manifatturieri importanti come l'Italia. Ecco, anche questo va detto, quindi non sono tutti folli, ma evidentemente ognuno ha un suo precipuo interesse. Ci troviamo, prosegue appunto Silvia Sardone, di fronte a obiettivi ideologici, irrealistici e insensati, benché ammantati da un'ingannevole spolverata di flessibilità. Lo scrive appunto Silvia Sardone. Continuare a proporre target senza senso, quando ogni giorno vediamo diversi settori produttivi europei chiedere un cambio di rotta, significa devastare ancora di più l'industria del continente e renderla sempre meno competitiva, prosegue l'europarlamentare, secondo cui Ursula von der Leyen e Teresa Ribera ha la delega poi a questo Green Deal, hanno ufficialmente affermato che se ne infischiano del grido di dolore di aziende, lavoratori, famiglie e consumatori, sempre più penalizzati da scelte miopi che rappresentano a tutti gli effetti un autosuicidio economico e sociale. Annunciando appunto questi obiettivi odierni. Noi della Lega, prosegue Sardone, da sempre chiediamo di stravolgere il Green Deal, ma purtroppo ci scontriamo con un muro ideologico che fatica a essere sgretolato. I cittadini europei devono avere chiaro in mente che questa Commissione sta costruendo un futuro di decrescita che piace soltanto a qualche talebano della sinistra. Inoltre si continua a dipingere l'Europa come unica colpevole dei cambiamenti climatici, quando invece, soprattutto nei paesi asiatici, non si registra alcuna intenzione di rispettare le percentuali che noi ci autoimponiamo, conclude Sardone. Ecco, diciamo anche questo, insomma, che è abbastanza ipocrita così passarsi dei crediti quando sappiamo che i limiti che l'Europa si autoimpone non vengono condivisi dai paesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo, che ovviamente non vedono, non sentono ragioni, non vedono la necessità di caricarsi anche di queste spese ambientali. Ovviamente l'Europa potrebbe intervenire, per esempio, con gli accordi commerciali, ma a loro volta gli accordi commerciali si fanno ovviamente al miglior offerente, quindi anche in questo caso non è semplice. L'inquinamento, lo sappiamo benissimo, non si ferma ai confini tra uno Stato e l'altro, e quindi vedere per esempio la Cina creare 50 nuove centrali a carbone solo per utilizzare questa energia per produrre le batterie al litio, per alimentare diciamo le macchine, l'industria mineraria, sicuramente è una contraddizione che non deve passare sotto silenzio da questo punto di vista. Lo dice anche la Verità di oggi. L'UE parla di flessibilità, ma rilancia i traguardi green sulla pelle dell'industria. Nessuna valutazione sull'impatto economico. Il settore siderurgico piange, però si limita a chiedere sussidi. Ecco, diciamo che anche l'industria, insomma, cerca magari la scappatoia dei sussidi, ma insomma non si schiera apertamente contro questa situazione. Quindi comunque la politica guida e deve guidare diciamo la riscossa contro questo piano, che purtroppo continua e procede in maniera veramente pedissequa, nonostante poi magari entro qualche stop elettorale si fa finta di dire: ma cambieremo, sistemeremo, ma in questo momento insomma c'è poco da fare. Insomma, va data davvero la maggioranza alle forze che contrastano questo
questo cambiamento davvero, davvero inutile ed ideologico. Tra l'altro Ursula von der Leyen non è tranquilla, perché il 10 luglio l'Europarlamento voterà la mozione di sfiducia predisposta, appunto formalizzata la settimana scorsa da un deputato conservatore, e che tutto appunto il Parlamento potrà votare. Si tratta di una mozione di sfiducia relativa al famoso Pfizer Gate, cioè ai presunti SMS scambiati dalla von der Leyen con un simpatico e importante amico di famiglia, che non è altro che il CEO, cioè l'amministratore delegato di Pfizer, proprio nel momento in cui poi c'erano commesse importanti per l'approvvigionamento dei vaccini anti-Covid. Quindi insomma, tra l'altro diciamo il difensore civico europeo ha diciamo imposto che questi SMS vengano comunque resi noti per una questione di trasparenza, ma la Commissione sostanzialmente si è rifiutata, insomma, vedendo che c'è anche un discreto conflitto di potere. Sempre sulla questione delle emissioni parla molto anche Sergio Giraldo sulla Verità, e ricorda anche il problema delle cosiddette risorse proprie, cioè sul fatto che comunque l'Unione Europea, che vive di finanza derivata, cioè di tutte quelle diciamo di quei contributi che gli stati membri versano, in particolare in riferimento per esempio all'aliquota IVA, ebbene l'Europa però è in cerca anche di risorse proprie, di tasse nuove. Abbiamo visto, si è parlato di carbon tax, di sugar tax, quindi o tasse appunto legate all'uso del carbonio, o tasse legate per esempio alle transazioni finanziarie, tasse legate ad alcuni cibi come appunto lo zucchero, eccetera, eccetera. Questo anche perché il bilancio europeo deve garantire anche i cosiddetti bond che garantiscono a loro volta il PNRR, il Next Generation EU, che ripeto non sono soldi gratis come raccontava il signor Conte, ma comunque fanno parte di un bilancio europeo di cui peraltro l'Italia dal 1990 fino ad oggi è un contributore netto, cioè diciamo incassa meno poi di quanto versa, e insomma tutti potremmo dire, allora potremmo criticare bene questa questione. Vi ricordo, per intervenire 02 9294 7222. Proseguiamo sempre su questa situazione legata al clima, ne parla anche Francesco Giubilei sul Giornale. Doppio guaio per la von der Leyen in una Bruxelles in cui le acque sono sempre più agitate. La proposta della Commissione sul clima, coi mal di pancia di sinistra e destra, si mescolano a un insidioso voto di sfiducia sul caso Pfizer. L'Unione Europea recluta anche il caldo nella propria crociata green, ne parleremo dopo, perché poi in questo periodo particolarmente caldo esce un po' di tutto, diciamo, per giustificare il cosiddetto cambiamento climatico, e quindi creare quell'emergenza che serve appunto a queste misure green. La Commissione, dicevo, tira in ballo anche le temperature di questi giorni. La Commissione ha presentato il nuovo target climatico che prevede la riduzione del 90% rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di una tappa intermedia per raggiungere la neutralità climatica entro metà secolo, cioè a me sembrano veramente obiettivi privi di ragionevolezza. Comunque giudicate voi. E sebbene siano state offerte ai governi opzioni di flessibilità, le critiche alla nuova proposta sono molteplici. Per indorare la pillola è stato previsto il ricorso a partire dal 2036 a crediti di compensazione nel computo delle emissioni di carattere internazionale, cioè si potranno acquistare crediti anche da azioni green estere. Lars Algard, che fa riferimento comunque alla Danimarca e quindi alla presidenza di turno dell'Unione per quanto riguarda il clima e l'energia,
ha spiegato che la proposta della Commissione sarà comunque seguita da un primo round di discussioni. Come sapete c'è un procedimento in Europa abbastanza complesso. La potestà legislativa è in capo alla Commissione, che fa la proposta, che poi ha tutta una serie di start and stop prima che arrivi poi al voto del Parlamento europeo. Ci sono i cosiddetti triloghi, cioè delle camere di compensazione fra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio europeo, diciamo. Quindi comunque è un procedimento abbastanza macchinoso e farraginoso. I timori sono espressi anche dall'Italia, dal ministro Pichetto Frattin, per cui la priorità per l'Italia è evitare che la definizione di nuovi obiettivi climatici riproponga impostazioni ideologiche, target e scadenze non sostenibili dalle famiglie e dalle imprese, che devono essere competitive nel mondo. Ne va anche della credibilità dell'Europa, e sono proprio vari governi europei a criticare il piano della UE, e se è scontata la contrarietà dell'Ungheria, meno prevedibile è stata la dura reazione francese. Macron ha osservato che nell'UE sembriamo essere dei pazzi furiosi, poiché abbiamo costretto l'industria siderurgica europea a decarbonizzare, per poi importare da nazioni extra UE acciaio a basso costo prodotto con modalità inquinanti. Ovviamente adesso Macron si sveglia perché ha dei grossissimi problemi a livello della sua maggioranza parlamentare. Diciamo che in precedenza non sosteneva questa bandiera, quindi staremo a vedere. Nel mezzo di una crisi per l'industria europea, ha spiegato Esther Lynch, segretaria generale dell'ETUC, costa 500 posti di lavoro al giorno. È estremamente irresponsabile fissare un obiettivo più elevato senza un piano per le sue conseguenze sulle nostre industrie, sulla sua forza lavoro e sulle comunità. Come vi dicevo, la politica da destra a sinistra si è comunque espressa. Ecco, questo è uno dei temi principali che vediamo in questi giorni, ribadito più volte, anche se poi magari in sottofondo, ecco, perché si dà magari spazio alla cronaca, ma intanto surrettiziamente queste notizie vanno avanti, e questi provvedimenti vanno avanti. Una sorta di gioco delle tre carte, come lo hanno definito alcuni quotidiani. Dicevo, passando sempre ad un argomento molto, molto vicino, caldo è il nuovo Covid. Che cosa significa questo titolo? Terrorismo mediatico, ogni decesso viene attribuito al clima. Lo schema ansiogeno dell'informazione oggi è lo stesso: la facilità con cui ogni fenomeno deve essere ricondotto alle alte temperature. Lo scopo è sempre colpevolizzare il cittadino per imporre le costose e inutili politiche ecologiste, anziché attrezzarsi per mitigarne gli effetti. Qui infatti vediamo un bel servizio ponderoso su La Verità, in cui si parla di siti e TG che rilanciano compulsivamente ogni decesso accusando il termometro. Poi si scopre che si trattava di persone già molto malate, e di chi addirittura chiederebbe norme sul modello di quelle anti-coronavirus. Diciamo che insomma probabilmente stiamo arrivando al parossismo anche da questo punto di vista, però è evidente che l'Europa vuole andare in questa direzione. Parlando sempre di Europa, un altro interessante articolo fa riferimento alle corti europee e alle sentenze, specialmente le sentenze pro migranti. Il titolo è emblematico: cambiamo la carta per arginare le corti europee. Le sentenze pro migranti usano l'articolo 117 della Costituzione, che ci fa recepire qualsiasi direttiva UE. È ora di modificarlo. Se ne è parlato con diversi costituzionalisti, anche con alcuni professori universitari. In alcuni talk show ne ha parlato molto Claudio Borghi Aquilini. Insomma, c'è Geminello Preterossi, il professor Preterossi ne ha parlato in riferimento appunto a questa situazione costituzionale. Per quanto riguarda l'Italia, occorrerebbe eliminare dal suo ordinamento questa vistosa anomalia, quella cioè appunto, secondo i critici,
costituita dall'obbligo per il legislatore ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel testo introdotto dalla riforma del 2001, vi ricordate la riforma del titolo quinto del 2001 proposta dalla sinistra è passata per soli 5 voti, che è quello dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Una riforma per certi versi sciagurata, che fa sì che qualora una norma interna sia ritenuta, ripeto, sia ritenuta in contrasto con essa, si possa farla cadere ad iniziativa di qualsiasi giudice chiamato ad applicarla sotto la mannaia della Corte Costituzionale per violazione appunto del citato articolo 117, il che si pone in radicale, capirete voi, e assurda contrapposizione al fondamentale e da sempre indiscusso principio secondo cui la violazione di un accordo internazionale, anche per effetto di una norma interna o da uno dei contraenti, diciamo, può dar luogo soltanto a responsabilità di quest'ultimo nei confronti degli altri stati, ma non può mai tradursi in un motivo di invalidità della norma interna rilevabile nell'organo. Quindi anche qui c'è una sostanziale situazione di conflitto che il mondo sovranista vorrebbe diciamo sistemare, vorrebbe cambiare con una riforma costituzionale. Le riforme costituzionali, sappiamo, richiedono tempo, maggioranze qualificate e soprattutto 4 passaggi parlamentari. Vedremo che cosa verrà portata avanti. Si parla ovviamente di tante situazioni, si parla di energia, si parla di lavoro. C'è un record storico per l'occupazione, calano gli inattivi e salgono i contratti a tempo indeterminato, bene gli over 50, giovani più in difficoltà. Diciamo sono 23,4 i milioni di italiani occupati a maggio, un numero record dal 2004 ad oggi. Sono circa 80.000 le nuove unità di occupati rispetto ad aprile e 408.000 rispetto all'anno scorso. Il tasso di occupazione è cresciuto di 2 punti andando al 62,9. C'è un calo degli inattivi dell'1,4. C'è anche, a dire il vero, un aumento delle persone in cerca di lavoro dovuto effettivamente anche a un cambio di paradigma, lo si è visto dopo l'eliminazione del cosiddetto reddito di cittadinanza. Sicuramente è un segnale chiaro, forse anche è il segnale che scioperi e referendum non servono, ci vuole un buon governo, ci vuole la possibilità, insomma, un minimo di deregulation e la possibilità di dare spazio alla nostra impresa in modo tale che ricominci ad assumere. Si parla di lavoro, in questo caso c'è un problema. Il nuovo polo della moda a Reggio Emilia, che dovrebbe passare appunto con un marchio importante che è Max Mara, diciamo non sono convinti. C'è questo piano da 100 milioni, ci racconta la verità, ma un clima politico divisivo. Il sindaco del PD, dice Luigi Maramotti, che è presidente di Max Mara, si è schierato con la CGIL senza confrontarsi, quindi anche la politica industriale, vediamo, conta e diciamo non sempre la politica fa un buon servizio se anziché insomma creare le condizioni per un migliore lavoro rischia di diventare insomma più una liturgia sindacale. D'altronde sappiamo che è un po' il leitmotiv della sinistra in questo momento, tanto è vero che la stampa riprende un PD schizofrenico, lo definisce, ora invoca Meloni sui dazi. I Den avevano intimato al Premier di non trattare da sola con Trump perché aspettava l'Europa. Adesso che il commissario Šefčovič è negli Stati Uniti per chiedere un accordo al 10%, danno la colpa al governo italiano e chiedono di riferire in Parlamento sul negoziato. Ecco, diciamo che in qualsiasi modo si affronti c'è un'opposizione che spara a pallettoni sul governo, ma la realtà è che poi volenti o nolenti le trattative, diciamo,
legate proprio al mondo commerciale, diciamo gli accordi commerciali, sono una competenza che è stata data all'Unione Europea che sta lavorando, magari ne parliamo dopo, facciamo un focus più tardi, un focus per quanto riguarda appunto questi accordi. È evidente che questi accordi, se vengono gestiti in maniera globale dall'Europa, faranno un interesse che è soprattutto, come è successo anche in altri casi, delle grandi industrie, dell'automotive, che può anche andar bene per l'Italia, ma soprattutto per l'impresa tedesca, e quindi questo dazio al 10% magari può dare più fastidio invece alle nostre eccellenze, ma pensiamo anche alla moda, al lusso, all'enogastronomia, e quindi insomma delle due l'una: o si riesce a spuntare la parte migliore di questo accordo contro degli Stati Uniti che fanno il loro mestiere. Da questo punto di vista possiamo anche, come dire, arrabbiarci, ma gli Stati Uniti stanno perseguendo una politica che fa i propri interessi, ebbene anche noi dovremmo ricominciare a fare questo, no? Vi ricordate che quel famoso tweet di Letta, peraltro poi ripreso da Renzi, noi eravamo in quella sede a fare l'interesse europeo, non l'interesse italiano. Ebbene, questo tweet evidentemente ci dice quella grande contraddizione della sinistra, per cui l'interesse europeo non è né la media di qualcuno, ma forse né l'interesse specifico delle popolazioni, ma diventa comunque un prodotto delle lobby. Vedo che forse abbiamo la pubblicità da mandare, quindi un attimo di pausa e poi rientriamo in studio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci di nuovo in onda, Sic et Non, Open Your Eyes, aprite gli occhi, cerchiamo di creare un focus come sempre sulle principali notizie del giorno, della settimana, per analizzare, per verificare, per contestare quanto accade, quanto ci viene insomma un po' propinato. Partiamo da un argomento vecchio, ma c'è un aggiornamento anche in questo caso, il super bonus, il cosiddetto super buffo lo chiama il Tempo, il super buffo di Conte, buco da 150 miliardi e ora ci paghiamo anche la moschea. Attenzione, ovviamente il Tempo riprende la storia del super bonus, di quella misura tanto cara a Giuseppe Conte e ai 5 Stelle, punto cardine della campagna elettorale dei pentastellati alle ultime politiche del 2022, capace di accalappiare preziosi consensi, ma anche un flop nei conti pubblici. Sappiamo benissimo il debito pubblico salito oltre il 135% del PIL. Oggi Conte parla d'altro, ma si è trattato di una vera e propria bolla, con il conseguente aumento dei costi di costruzione che hanno toccato vette da capogiro, anche il 40% in più, con una ricaduta negativa anche sugli appalti pubblici, come sappiamo benissimo noi al nord, perché di molti appalti pubblici oggi dobbiamo calcolare anche gli extracosti. Ecco, ne abbiamo parlato per esempio recentemente sulla questione del prolungamento della linea metropolitana 5 di Milano. Ebbene, questi extracosti sono generati anche da quello, non solo da quello, anche da quello. Una politica di assistenzialismo e quindi una politica che non ha fatto bene all'Italia. Oggi cosa scopriamo? Scopriamo una cosa tutt'altro che gradevole, e cioè la vicenda legata alla realizzazione della nuova moschea di Roma. Sapete che a Roma c'è già una moschea grande, importante, tra l'altro disegnata da un importante architetto, Paolo Portoghesi, già da diversi anni. Ebbene, questa nuova moschea, più precisamente a Piazza delle Camelie a Centocelle, la seconda più grande moschea della capitale, vedrà la luce. Sono 4 i milioni di euro di finanziamento proveniente dal Qatar, perché comunque gli stati islamici finanziano, e questo dovrebbe essere comunque un alert molto particolare. Ebbene, questa moschea ha goduto di 1.834.000 euro di contributo proprio del super bonus, quindi possiamo ringraziare l'ex premier Conte e insomma vediamo che le cose non vanno esattamente come dovrebbero andare. Restiamo sul tema Islam. Avrete visto qualche giorno fa a Mestre, nelle cassette della posta spuntano gli inviti ad aderire all'Islam. C'è chi fa proselitismo via web e chi per posta. Il secondo caso, non meno allarmante, è quello di Mestre, dove nel quartiere Piave ha iniziato a circolare una lettera che ha l'intento di avvicinare gli abitanti della zona all'Islam. L'esodo della missiva è questo: vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso. Ebbene, in questa zona multietnica della terraferma veneziana è arrivato questo volantino, 6 pagine fotocopiate in italiano e in inglese e arrotolate con tanto di elastico. Giallo sui promotori dell'iniziativa, che si inserisce in un quadro già preoccupante in cui le frange radicali dell'Islam dichiarano aperta ostilità verso i cristiani e tutto l'Occidente e si infiltrano nelle democrazie. I centri culturali di ispirazione musulmana sembrerebbero essere, almeno a quanto dichiarano, all'oscuro dell'accaduto, stupefatti i residenti. Come riporta il Gazzettino, il sedicente promotore ha scritto una mail di non essere associato alla moschea della zona, ma di essere un musulmano che diffonde il messaggio dell'unico Dio, eccetera.
un coordinamento dei cittadini, un comitato dei cittadini ha riferito che vuole insomma indagare e scoprire chi stia distribuendo questi volantini, che, va ricordato, riguardano comunque una religione che non ha siglato accordi con lo Stato italiano, e quindi perché non ha una gerarchia ben definita, perché ha problemi con la propria predicazione, insomma, ecco. Nella lettera non manca una componente che potrebbe derivare dal fondamentalismo. Leggo la frase: nel giorno del giudizio Allah mi chiederà: vivevi in Italia? Hai consegnato il mio messaggio al popolo italiano? In quel momento sarò in grado di rispondere ad Allah: sì. In secondo luogo, quando incontrerai Allah nel giorno del giudizio, non potrai trovare una scusa dicendo: ho vissuto in Italia per 90 anni, ma non ho mai ricevuto il tuo messaggio. Bene, rispetto per tutti, però non è solo, come dire, il messaggio, la teologia che conta, ma come dice per esempio la teologia cristiana, anche le opere contano, e le opere di un certo mondo islamico in Italia le vediamo tutti i giorni e ci preoccupano. Restiamo sul tema. Imam espulso da Bologna, odia gli ebrei, la Cisint, la Bibbia e pure Mediaset. Il titolo, tra l'inquietante e il divertente, è di Giulia Sorrentino su Il Tempo. Si tratta di Zulfikar Khan, l'imam di Bologna espulso per motivi di sicurezza nazionale e per il suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas. Non si placa e sui social continua a inveire contro la premier Meloni, contro Matteo Salvini, oltre a pronunciare frasi antisemite. Attacca Salvini dopo aver preso di mira anche Anna Maria Cisint. Si parla di una falsa propaganda della Lega. Forse Salvini, hai ricevuto i messaggi dal tuo amico criminale di guerra, ma ti ha imbrogliato Netanyahu, eccetera eccetera. Io ce l'ho con la mentalità della Lega, che persegue i fondamenti cattivi, per cui sono fondamentalisti cattivi. I loro politici cercano di imporre le loro idee facendo falsa propaganda e parlando della Sharia come pappagalli. Peraltro la Sharia è molto chiara su queste cose, poi decidete voi. Diciamo che tra l'altro ci sono accuse veramente contro tutti. Il problema è che a Bologna la sinistra di Lepore, in nome del multiculturalismo buonista, ha consentito la proliferazione di moschee mascherate da centri culturali, scusate, che producono terreno fertile per i sostenitori dell'islamismo più radicale. Non ci fermiamo e giustamente, anche se Khan è stato prontamente espulso dal ministro Piantedosi, molte, diciamo, sono le persone che ancora fanno questa propaganda di grande ostilità. Tra l'altro, una curiosità, Khan ha parlato anche di Mediaset, tipo come di gente rapace che viene per sviare le persone e ingannarle nascondendo la verità. La domanda di fondo però resta, cioè perché nonostante sia stato espulso continua a parlare in italiano? Evidentemente c'è la volontà tramite i social di diciamo di fare propaganda, di formare nuove persone in Italia che seguano questi dettami. Ecco, questo è decisamente un punto molto molto preoccupante. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di scuola. Al liceo il manuale di storia anti-Meloni. Avrete visto nei giorni scorsi, ne ha parlato il ministro Meloni, ne ha parlato il ministro Valditara, il sottosegretario Sasso. Alcuni volumi sostanzialmente per la scuola superiore parlano di un ritorno di partiti fascisti, di un governo che fa leggi liberticide e di deportazioni appunto facendo riferimento alle espulsioni degli immigrati, insomma. Il testo si chiama Trame del tempo, dal Novecento ad oggi, edito dalla Terza, nel terzo volume della cosiddetta edizione rossa. Beh, in effetti rossa mi sembra appropriato. C'è più di un passaggio che ha diciamo il sapore di un attacco politico. Nelle pagine la cronaca scompare, trattare sempre delle parti più recenti è molto controverso perché poi appunto succedono queste cose. Ci sono prese di posizioni ideologiche con giudizi
tutt'altro che neutrali. Si parte ad esempio dai risultati delle elezioni politiche del 2022 che vengono definiti, aperte le virgolette, impietosi. Non si sa perché. Il riferimento è all'affluenza, ma il vero bersaglio fin da subito è Fratelli d'Italia, partito che fa convergere su di sé i voti dell'estrema destra. Il governo Meloni fa sue gran parte delle parole d'ordine di questa fase di rinascita dell'ultradestra. Arrivato al potere per la prima volta questo partito un secolo dopo la marcia su Roma e 77 dopo la liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l'eredità, quindi vedete si resta sempre sul vago, ma comunque in una maniera decisamente lontana da dalla realtà. Il partito che ne ha raccolto l'eredità continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista, come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage, e si distingue nell'attuazione di misure dichiaratamente liberticide. Intanto non posso che notare che su un libro di storia viene citato addirittura Fanpage, che è una pagina che insomma non ha questa grande dignità giornalistica, a mio modo di vedere, a mio personale modo di vedere, diciamo. Oggi spesso e volentieri si creano dei giornali online, delle testate online per fare più killeraggio politico che cosiddetta informazione, lo abbiamo visto bene. Misure liberticide, vi dicevo, viene citato il DDL sicurezza, mentre per quanto riguarda i fenomeni migratori si parla di veri e propri piani di deportazione. Tra l'altro questo non è un manuale nuovo, ma è adottato in parecchi istituti scolastici italiani. Abbiamo verificato per esempio il Liceo Cavour a Torino, il Liceo Arnaldi di Roma, l'Einstein di Torino, dove viene utilizzato per il serale. A Milano è utilizzato, pensate un po', al Liceo Parini e al Liceo Carducci, insomma tra i più famosi di Milano. A Napoli tra le mani degli studenti del Liceo Fonseca. Gli autori sono tre: lo storico Carlo Greppi, che si è più volte espresso in senso critico verso la destra, Caterina Ciccopiedi e Valentina Colombi. Diciamo che si va a deviare la libera opinione dei ragazzi e diciamolo pure, bisognerebbe evitare queste situazioni e cercare di essere il più equilibrati possibile, anche perché se un governo esiste è perché è interprete della volontà popolare. Vi ricordo che un episodio simile ha riguardato anche Matteo Salvini. Era il libro d'inglese Steps into Social Studies, Passi negli studi sociali, edito da Clet di Zanichelli, che conteneva una forte critica alle politiche del segretario del Carroccio quando era ministro dell'Interno. In quel caso, dopo una polemica accesa, il libro era stato ritirato. Quindi la morale qual è? La morale è: restiamo attenti, indaghiamo indaghiamo tutto quello che è intorno a noi, non subiamo passivamente, anche se insomma tra computer e telefonino subiamo fin troppo passivamente, e cerchiamo di ragionare con la nostra testa, come vuole insomma anche un po' il format della nostra trasmissione. Vi ricordo, se volete intervenire, 02 9294 7222. Andiamo avanti. Un altro terreno molto particolare di scontro è quello dell'intelligenza artificiale, che oggi sta prendendo sempre più piede, molto utile ormai anche nell'uso più comune, quotidiano. Personalmente ho visto perfino far fare dei comunicati stampa all'intelligenza artificiale, non che siano venuti bene, però stanno passando tutta una serie di istruzioni molto molto particolari che rischiano di lasciare tante persone a piedi. Tra l'altro il progresso è giusto, però diciamo anche che l'intelligenza artificiale ha i suoi problemi. Su questo tema vediamo che la Cina sta rapidamente erodendo il dominio globale degli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, alimentando una competizione che potrebbe trasformarsi anzi in una vera e propria guerra fredda tecnologica. Diciamo che mentre gli Stati Uniti mantengono un vantaggio grande ai semiconduttori avanzati, alla ricerca
e ai capitali, aziende cinesi come DeepSeek o Alibaba stanno conquistando utenti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, con modelli di intelligenza artificiale quasi altrettanto performanti, ma a prezzi molto più bassi. Addirittura delle banche importanti come HSBC, Standard Chartered e persino Saudi Aramco, che è la cassaforte un po' del mondo saudita, stanno testando o adottando modelli cinesi attratte dai costi competitivi e dalla flessibilità di soluzioni open source. La Cina ovviamente eccelle nella disponibilità di dati e di capitale umano e punta su applicazioni pratiche per attrarre utenti globali. Quindi stiamo a vedere, ovviamente la posta in gioco non è solo tecnologica ma anche geopolitica. Sull'IA il Wall Street Journal ha sempre portato un interessantissimo articolo di Alicia Finlay per quanto riguarda la minaccia più grande dell'intelligenza artificiale, che sarebbe appunto, secondo la Finlay, quella dei giovani, i giovani che non sanno pensare. Cosa dice la Finlay? Pensate ad un futuro in cui l'intelligenza artificiale sostituisce i lavori ripetitivi, come ha suggerito anche Andy Jassy di Amazon ai suoi dipendenti, ma lascia una generazione di giovani incapaci di pensare creativamente. L'IA promette di liberare dalla routine per spingere verso strategie innovative, ma c'è un rischio. Se i ragazzi si affidano troppo a strumenti come ChatGPT, potrebbero perdere la capacità di sviluppare idee originali o analizzare criticamente. Il cervello, che matura fino ai 25 anni, ha bisogno di esercizio e l'IA, con il fenomeno del cognitive offloading, diciamo come dire, potremmo considerarlo dello spegnersi cognitivo, rischia di indebolirlo. Studi recenti dimostrano, ad esempio, che scrivere a mano attiva più aree cerebrali, migliorando memoria e apprendimento, mentre digitare su tastiere o usare l'IA per riassunti e compiti può ridurre la retention, cioè l'immagazzinamento, diciamo, dei concetti. Test standardizzati in calo dal 2017, nonostante investimenti scolastici, potrebbero riflettere anche questo trend. Studenti universitari e delle superiori, spesso con note digitali o assistiti dall'IA per le tesine, perdono l'abitudine a elaborare concetti, finendo per presentare lavori assurdi, come un testo presentato in un'università americana che parlava di coraggiosi soldati nazisti violentati in Bosnia. Ecco, c'è anche il rischio che l'IA prenda delle notizie a caso e le frulli e poi escono queste cose. Questa dipendenza, dicevo, genera testi meccanicamente corretti ma sostanzialmente vuoti, privi di profondità e studenti che non distinguono il valore intellettuale. Come per la rivoluzione industriale, prosegue la Finlay, chi non si adatta rischia di restare indietro. Senza curiosità e grinta, i laureati potrebbero essere scartati per lavori che l'IA fa meglio e a minor costo, ma la sfida è chiara. L'IA richiede menti più acute e non meno per guidarla con intelligenza. Ecco, questo direi che è molto, molto interessante. Un'ultima notizia, siamo quasi in chiusura. Si parla molto di governo degli evasori per la questione anche della pace sociale. Ebbene, nonostante le accuse della sinistra di favorire gli evasori, il governo italiano ha registrato e sta registrando un boom di entrate fiscali dal 2024 e nell'anno in corso, con ben 43 miliardi di gettito extra, di cui 38 da imposte interne. È stato sottolineato che 14 miliardi derivano da interessi e redditi da capitale grazie al rialzo dei mercati finanziari, mentre 2 miliardi arrivano dal taglio dell'IRPEF e 3 dal recupero dell'evasione. Probabilmente riduzione dell'evasione spinta anche dalla fatturazione digitale e dall'uso dei pagamenti elettronici. C'è un recupero più efficace di 2 miliardi tramite accertamenti, e c'è, diciamo, anche un'idea che l'inflazione abbia gonfiato anche dei ricavi e dei costi, aumentando sia l'IVA che l'IRPEF, che è un trend confermato per esempio anche da
Italia Oggi nel 2023 e nel 2024. Quindi digitalizzazione avrebbe rafforzato quella che chiamano la compliance fiscale, diciamo, quindi il mettersi in regola. Se l'extragettito venisse usato per ulteriori tagli all'IRPEF, si potrebbe innescare un circolo virtuoso, diciamo noi, con più entrate e meno evasione. Intanto la propensione al risparmio degli italiani cresce, più 3,1 di reddito disponibile contro il più 2,3 di spese, nonostante, ripeto, l'Europa abbia tagliato più volte con i propri provvedimenti il risparmio degli italiani, che resta un risparmio importante, ma comunque messo un po' in discussione. La classe media però si assottiglia, infatti lo dice anche la Verità, segnalando una sfida del futuro. Sul fisco però l'opposizione fatica a trovare appigli, mentre problemi come l'ex Silva restano sul tavolo. Continuando a parlare di economia ancora per un paio di minuti, si parla della spending review di Palazzo Chigi. Meloni fa spending review, dice il Fatto Quotidiano, tagli a periferie, sud e sociale. Stiamo a vedere, ovviamente l'articolo è critico, ma verifichiamo i dati. La spending review di Palazzo Chigi nel 2024 ha tagliato 30 milioni di euro, colpendo voci care a Giorgia Meloni come periferie, sud e terzo settore, mentre sono aumentate le spese per personale, affitti e task force. È uscito infatti il rendiconto 2024, che è ponderosissimo, 504 pagine trasmesse alle Camere, evidenzia un approccio prudente per rispettare i vincoli europei, con una riduzione di spesa di 29 milioni, in linea con gli 1,2 miliardi chiesti ai ministeri. Tra i tagli più pesanti, il fondo per i comuni marginali, il fondo complementare PNRR per l'innovazione al sud, che però del resto era già stato appunto finanziato con la rata precedente, e poi il fondo per il terzo settore contro i costi energetici. Anche la comunicazione perde il 46% con il fondo per l'editoria, che viene dimezzato, in cui molti cittadini potrebbero essere decisamente contenti. Scendono anche i contenziosi per violazioni UE o sentenze della Corte Europea dei diritti umani. I voli di Stato, pur con stanziamenti aumentati, sono usati di meno. Tuttavia salgono le spese per il personale, soprattutto per coprire carenze da pensionamenti e blocco del turnover. Gli affitti passano da 7 a 11 milioni per nuovi immobili a Roma. Solo i dipartimenti affari europei e riforme tagliano, mentre altri preferiscono riunioni online. Questo quindi il parere del Fatto Quotidiano. Io direi siamo in chiusura, quindi intanto vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per seguire questa trasmissione, una trasmissione nuova che andrà avanti ancora per qualche settimana durante l'estate, quindi programmatemi, fatemi sapere, come già capita attraverso i social, quali sono gli argomenti che volete approfondire. Mi avevate chiesto l'Europa e questo è anche un momento particolare, ho sfruttato anche quelle che sono un po' le mie skills personali per andare a ricercare un po' la situazione, ma saremo sempre sul pezzo con tante altre notizie e prossimamente anche con ospiti importanti. Sono stati presentati ultimamente anche dei libri interessanti, quindi molto molto volentieri vedremo di fare il punto anche su questo, e quindi io come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Open Your Eyes. Avete ascoltato